molte mostre all'estero. Questa è la prima mostra forse in Italia. Ma diciamo una delle prime, ho fatto una l'anno scorso a Milano, dopo tantissimo tempo. Il fatto di non aver fatto cose italiane, sì, qui in Italia, dovuto a diciamo, dei contatti che ho preso diversi anni fa con gallerie straniere, particolarmente a Parigi, a Nizza e poi direttamente in America, che mi hanno praticamente assorbito completamente il lavoro, e quindi non sono mai riuscito ad accantonare un certo numero di pezzi così per fare delle cose locali. Questo è stato, beh, sotto un certo punto di vista positivo, perché le mie opere sono state esposte in contesti molto importanti, tipo l'Art Expo New York e altre mostre presso altre gallerie in località molto rinomate, però mi hanno un po' scollegato dai contatti della mia terra. Contatti che in questo ultimo periodo sento di rafforzare, rafforzando con, diciamo, questo tipo di esposizione, magari che è un po' fuori dalle righe, però mi danno la possibilità di avere un contatto diretto con il pubblico e quindi sentire, tastare il polso della realtà, ecco. Cosa vuol dire oggi essere artista e vivere d'arte? Allora, essere artista significa, ehm, eh, sotto certo punto di vista, anche un po' staccarsi dalle turbolenze della realtà quotidiana, e diciamo indagarsi in maniera molto profonda, diciamo, sì, dal punto di vista interiore, per riuscire ad esprimere delle cose anche diciamo, con linguaggi già conosciuti, però in maniera sempre originale e personale. Studi tecnici e poi artista. Questo è stato praticamente un percorso sotto un certo punto di vista anche costretto, perché Una metamorfosi. una metamorfosi, però dovuta proprio a delle necessità contingenti, in quanto provengo da una famiglia con non grandi possibilità economiche, quindi ho dovuto intraprendere studi tecnici per trovare un impiego, e poi piano piano lavoravo di giorno e dipingevo di notte fino a sviluppare poi il mio hobby in professione, ecco. Quindi Una una passione che diventa realtà. diventa realtà, sì. Un amore per l'acqua e per Venezia. Beh, l'amore per l'acqua è una cosa un po' innata, nel senso che cioè, se uno guarda una Venezia, c'è una parte razionale, che è quella che sta sopra, la perfezione dei palazzi, delle architetture, delle soluzioni geniali dal punto di vista architettonico. Però quando tutto si rispecchia nell'acqua, l'acqua con il suo movimento increspa queste linee, e lì si vede l'emotività, che è una cosa che colpisce l'animo, ecco. Uno guarda una Venezia ed è una cosa che gli colpisce il cuore, ecco. La scelta della tavola e l'olio. Sono passato dalla tela alla tavola perché la tavola, preparandola, riesco ad ottenere una superficie molto liscia e molto regolare, che mi permette la cura ancora più maniacale dei minimi dettagli rispetto alla tela. Cattura poi la luce in maniera diversa. Una giornata tipo dell'artista a Campo Formido, come si svolge? Da tibetano, perché sono chiuso in un granaio, dipingo in maniera costante, mi siedo la mattina a cavalletto ed è subito sera. E non mi... Sì, sì, velocissimo. Di giorno o di notte? La vena artistica. Allora,
Prima, tanti anni fa, di notte perché ero costretto, lavoravo di giorno e dipingevo di notte, però l'ultimo periodo preferisco il giorno per un discorso di luce naturale, quindi per calibrare bene i colori e con tutte le sue sfumature. Abbiamo visto questa Venezia rappresentata senza fisicità delle persone, cioè non esistono persone nei suoi quadri di Venezia, mentre poi vediamo tantissimi ritratti anche di queste donne molto belle. Perché questa scelta di Venezia renderla ancora più triste, forse? No, è una cosa voluta. Per me, diciamo, un elemento, sì, tipo la figura umana, in quel contesto della Venezia che faccio io, può essere un elemento che disturba. Sono Venezie che uno praticamente si sofferma a contemplare, quindi ogni elemento può distogliere, mentre l'elemento come la figura umana io prediligo indagarla in maniera, diciamo, a sé stante, e quindi sono questi ritratti che si vedono molto dettagliati, quasi un'introspezione psicologica, ecco. Prossimi impegni, cosa c'è nel futuro per Licio Pesson? Ma prossimi impegni, penso che farò una mostra collettiva a Milano in primavera, e poi ho sempre questi contatti con le varie gallerie che di volta in volta mi propongono cose diverse.